Bentrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Truffa aggravata ai danni dello Stato. Le fiamme gialle della Compagnia di Milazzo e della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno scoperto un articolato disegno criminoso ideato per ottenere indebiti vantaggi fiscali, compensi e indennità, manifestando assunzioni fittizie di lavoratori. 6 imprenditori e un consulente del lavoro hanno consapevolmente creato società risultate improduttive e prive di alcuna struttura aziendale al solo fine di instaurare fittizi rapporti di lavoro. Lancia Molotov contro un escavatore di una ditta di Movimento Terra ad Alcamo in provincia di Trapani, e questa è l'accusa contestata ad un 45enne che è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. Ad incastrarlo le telecamere di videosorveglianza. Continui episodi di violenza nei confronti della madre 89enne. Esasperata la donna ha denunciato il figlio e i carabinieri che lo hanno arrestato. Si tratta di un uomo di 51 anni di Acicatena in provincia di Catania che minacciava la madre per ottenere denaro per comprare droga e alcolici. Lavori in corso lungo la A20 Messina-Palermo, oggi 17 novembre, chiusa la rampa in direzione Palermo nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra. Autostrade Siciliane ha disposto la chiusura fino alle ore 19. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.